chiamo Giuliana Collu, vivo a Selargius, vivo e lavoro a Selargius. Già il mio lavoro lo svolgo da 10 anni circa e faccio dei lavori interamente realizzati a mano, diciamo dal primo processo, che è quello della foggiatura, fino alla realizzazione completa dell'oggetto. Faccio complementi d'arredo su ordinazione anche di mia libera espressione. Ho diverse linee di complementi che variano a seconda, diciamo, della mia ispirazione, ma realizzo per esempio in questo caso una linea dedicata alla figura femminile sarda e alla nostra cultura soprattutto, e poi una linea mare che identifica proprio la nostra anima marina. Per me l'artigianato è un qualcosa che nasce dalla pancia, non si può diventare artigiani semplicemente perché ci si vuol mettere nel mercato. L'artigianato oggi più di ieri è un mondo molto, molto delicato, in una fase molto delicata, perché io prendo dal mio esempio, che ho iniziato, diciamo, sin da bambina a manipolare l'argilla, poi è diventato un lavoro, ma dopo tanta ricerca e tanta professionalità, tanti studi acquisiti. Voglio mandare un messaggio ai giovani. L'artigianato in questo momento vive un momento molto delicato. È importante utilizzare le mani, sapere che se si intraprende questa strada bisogna prenderla con sentimento, sentire proprio la voglia di sacrificio, perché l'artigianato artistico in particolare ha bisogno di essere pensato, amato, e soprattutto l'etica professionale, che è fondamentale. L'etica che oggi sta venendo a mancare, quindi non realizzando magari ciò che hanno realizzato altri artigiani. Prendere spunto è lecito, ma realizzare un qualcosa nato da se stessi, ideato e progettato, è molto più gratificante.